Scatman's World. Ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo su Valentino Rossi The Game. Allora, siamo ad Assen, pole position, ennesima pole position, vediamo se riusciamo a finire questa crisi di merda, proprio perché è una crisi senza fine, ragazzi. Questa emorragia è cominciata alla fine della prima stagione, sta continuando anche adesso. Ragazzi, scusate per il GP4, però con tutti i video di F1 2016 non riesco più a giocare a un altro gioco perché è veramente stellare. E poi ragazzi, se Sara qua è incazzata, ma per la Formula 1 ci saranno altri trofei cumendiani con Emma, perché ragazzi c'è Emma che è una nostra manager che veramente mena molto, raga. Proprio una, una pipparola, ragazzi, veramente una gran gnocca. E quindi niente, ci sarà anche Emma su F1 16 che non vedo l'ora. Raga, purtroppo ho visto che il mio Logitech Driving GeForce GT non va su PlayStation 4, sono rimasto scioccato. Cioè, c'è un modo per sistemare la cosa? Perché mi sembra impossibile, cazzo. Quindi sotto il video, se magari potete scrivere un commentino per capire come fare a sistemare il volante Driving GT Force Logitech per PlayStation 4. Ragazzi, faremo una gara a video intanto perché voglio fare solo una gara perché mi sto innervosendo molto. Deve finire questo, ripeto, questa schifezza perché è la prima volta veramente che mi tocca andare in MotoGP per non chiudere la serie perché sono veramente incazzato, ragazzi. Non ho mai avuto una crisi così. I settaggi sempre tutti al massimo, tranne il traction control che l'ho riportato a 4 perché è l'unico. Voglio capire se almeno quello mi può dare un attimo una mano intanto perché veramente siamo messi molto molto male. Buon ragazzi, andiamo. Gran premio di Assen, l'università. Ragazzi, ricordatevi i commenti per il driving o driving o druving, a voi la scelta GeForce perché ho bisogno di capire come fa funzionare il volante. Ma adesso basta. Dopo le cazzate comandiane, pensiamo alla gara. Mamma mia, partenza un po' così. E siamo sulla Ducati. Non vinco una gara veramente dal 15-18, ragazzi, la cosa non mi piace. Mai è successo, Iannone, patatone. E con Belém si è drizzato tutto, fioi. Ok, siamo primi adesso. Vediamo se riusciamo a fare una cazzo di vittoria, magari proprio ad Assen. La stampa è veramente incazzata con Veneziano, perché secondo loro è più a mignotte che altro. Veneziano risponde così. La moto è importante, ma il pacco ancora di più. Devo alimentarlo con un po' di patata. Questa è la risposta di Veneziano. Molto bene. Un cume in grande spolvero quest'oggi. Dai, come tira fuori la prestazione della vita per cortesia. E addirittura Vignale se mi supera, ragazzi, io non lo so. Ah, un po' larghi. Guarda, mi chiudono anche sti figli della mignotta. Oh, sto guidando come al solito, non capisco. Non capisco questo crollo. Spero proprio sia l'abilità, perché se no non lo so. Non c'era mai un mondiale questa, sembra la prima volta nella storia. Un po' lungo. E me ne frego. Vabbè, perdo posizioni, ma almeno non vado fuori. Almeno un po' di Christiansen, sono proprio ragazzi veramente idee di come mi metto a registrare un Valentino. Proprio con la rabbia in corpo, perché non capisco. Mamma mia, qua ho rischiato tantissimo. Come deve assolutamente fare qualcosa di positivo, se no rischio anche il licenziamento con declassamento in Moto 4. Siamo terzi per il momento nell'università della MotoGP, uno dei gran premi più belli in assoluto, Assen, Olanda. Qua fa un gran sorpasso però Venezia, niente. Dopo la paura lo ferma. Un braccino corto per Veneziano. Non si era mai visto un veneziano così in difficoltà in tutte ste gare. Guarda, Lorenzo come mi ha sverniciato, niente da fare. Cioè Iannone e Vignales così davanti. No, qui in qualifica faccio merdone. Oh, veramente mi si è buggata la carriera, non lo so. Non capisco, figlio. Qua il Cume esce bene. Qua Veneziano esce bene.
Cambio di direzione, questo è il punto cumendiano. Qua fa un esterno degno del miglior Cube, finalmente ogni tanto si vede un po'. Qua Veneziano fa un gran sorpasso, purtroppo non è l'ultimo giro però. Mamma mia raga, adesso so cazzo. Final lap. Il Cube è un giro dalla rinascita. Niente. Ha paura, Veneziano ha paura. Prova all'interno e il veneziano c'è. E col traction control sembra andare un pochino meglio. Forse ancora non ho le abilità giuste per permettermi il traction control 0 in questa categoria. Dai, Kuma getta il cuore oltre l'ostacolo, per piacere. Per piacere, Kuma, regalaci un sogno, il The Dream. Siamo ancora primi per il momento. Non vinciamo, non mi ricordo, ma probabilmente non so, non mi ricordo. Cazzo, comunque da una delle ultime gare della prima stagione. Ma c'è la tensione sugli spalti, anche delle ragazzotte che amano il manubrio del Kuma, tutte in topless anche se piove, perché comunque loro non mollano il Kuma, non lo mollano. Attenzione, torna dietro veneziano, torna dietro. Ha troppa paura. Questo è il mio punto, o qua vai più. Mamma mia, Iannone è un grande Ducati, signori, possiamo fare i primi secondi, Mamma mia, qua rischia e va lungo. Qua rischia e va lungo. Niente, non arriva neanche ancora la vittoria. Ci prova adesso! Un po' lungo, un po' lungo. Un po' lungo, come Valentino non mi interessa. Come Valentino non mi interessa. L'altro anno. E si va a vincere, vaffanculo. Scusa, ragazzi, dovevo fare. È da rivedere quell'ultima curva, raga, perché anche Valentino però l'altro anno ha fatto così, quindi insomma io mi consolo. Ma arriva la vittoria, avevo bisogno, ragazzi, scusate, non incazzatevi, anche se c'è un minimo... Anche se c'è, come si dice, un leggerissimo magheggio. Sono andato un attimo dritto, ho rallentato, ragazzi. Ho bisogno di questi 25 punti. E vaffanculo, fioi. Il ritorno con sospetto. È tornata la vittoria, ragazzi. Comunque io mi baso su Assen 2015. Una cosa simile, e me ne fotto. Sinceramente, ragazzi, me ne fotto. Ho proprio bisogno di questi punti. Ripeto, mi scuso se qualcuno può storcere il naso perché non dovevo fermarmi tutto quanto. Ma ragazzi, dopo 100 gare è anche giusto dare al Cume una piccola soddisfazione, perché veramente la serie era a rischio, se no così mi sono tolto un bel peso, siamo tornati a vincere. E niente, raga, io sto aspettando la Formula 1 comunque in maniera devastante, perché penso, allora, sarà strutturata così, ragazzi: qualifiche video con riassunto delle prove libere per gli sviluppi e gli aggiornamenti, e dopo gara al 50%, quindi 40 minuti di gara, penso di fare, almeno, dopo vediamo se tagliare un po' o no, ma so solo che mi sto gasando a bestia per F1. E anche per Motorsport Manager, manageriale, altro giocone devastante. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Una vittoria col sospetto. Ciao!